In vista della giornata mondiale delle malattie rare che cade quest'anno il prossimo 28 febbraio, l'Ordine dei Medici di Agrigento ha organizzato un interessante convegno. In Italia le persone con malattie rare sono più di 2 milioni. Oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000 e nella maggioranza dei casi causano disabilità. Il 4,1 anni è il tempo medio per una diagnosi, il 70% insorge in età pediatrica, il 72% ha origine genetica e solo il 5% esiste una cura. E oggi abbiamo voluto organizzare questo convegno sulle malattie rare in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Per la verità è il 28, ma per problemi di impegni da parte di alcuni relatori abbiamo dovuto anticipare al 22. È importante perché è una patologia che pochi conoscono e chi ne è affetto è quasi invisibile. Quindi noi vogliamo portare alla luce e quindi togliere dalla invisibilità chi è affetto da queste patologie. E oggi abbiamo voluto dare un taglio particolare, invitando la classe medica per essere sempre più pronta e sempre più aggiornata su queste patologie. E quindi lo scambio di idee, lo scambio di aggiornamenti e lo scambio di risultati raggiunti in questo campo da parte di medici, biologi, tutte le professioni sanitarie, ma abbiamo voluto presente anche i pazienti. Abbiamo voluto presente anche l'ASPI, l'azienda, per poter sensibilizzare anche l'ASPI, che per la verità è molto sensibile e attenta alla salute dei cittadini della nostra provincia e con una collaborazione sempre massima con l'Ordine dei Medici, la cui mission è sempre quella, la salute dei cittadini, e quindi per sensibilizzare e cercare di cominciare ad attenzionare meglio e di più questo problema. Attenzionare nel senso, cominciare anche con l'apertura di uno sportello che potrebbe essere un primo passo, ma quello che sarà poi importante è che la speranza è che ci sia qualche laboratorio di genetica periferico, perché chiaramente la vera ricerca poi non può essere parzializzata, ma cercare di farla in un centro unico dove si raggruppano tutte le forze per poter avere risultati migliori. Nel nostro territorio sono presenti, avete fatto un check-up? Sì, non ci sono sportelli ancora, ecco, ma siamo in via di istituzione. Ci sono delle associazioni che si interessano e portano avanti le problematiche dei pazienti affetti da malattie. Il vostro invito all'ASPI quindi è quello di creare cominciare una rete tra questi pazienti, cominciare con un sportello per poi arrivare alla creazione anche di un laboratorio di genetica. Le ragioni di questo convegno? Le ragioni è da togliere dalla invisibilità, rendere visibili questi soggetti che spesso nessuno conosce, o meglio, non conosce la patologia di queste persone. Dottoressa Giradestro, pediatra, come valuta questa iniziativa dell'Ordine dei Medici di Agrigento? È un'iniziativa veramente interessante perché è un problema attualissimo che da più di 20 anni le malattie rare sono in aumento. È importante il ruolo delle associazioni, dell'associazionismo, perché ci sono molte persone coinvolte su malattie rare, ma anche il problema dei costi, il problema anche delle famiglie, perché hanno queste malattie uno sfocio veramente a 360 gradi.